Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Eccoci qua, 30 minuti con Bruno Zanette, buongiorno a tutti. Abbiamo una delle maggiori eccellenze del territorio, la Confartigianato Conegliano, che raggruppa un bel numero, poi ce lo dirà il nuovo presidente, un bel numero di artigiani in diversi settori, eccellenza del territorio ma eccellenza anche italiana, sostegno dell'economia italiana. Severino Dalbò, il nuovo presidente. Severino, buongiorno, buongiorno presidente. Senta presidente, lei è da poco insediato e si è da poco caricato di questo importante come si può dire, lavoro, perché per lei diventa un lavoro, anche se è da parecchio tempo che fa parte della Confartigianato. Naturalmente lei era nella giunta del nostro amico Sergio De Stefani, ex presidente, e poi naturalmente è diventato presidente e poi ci racconterà del suo gruppo. Stavamo dicendo eccellenze del territorio, specialmente chi lavora con le mani, chi lavora dalla mattina presto alla sera tardi, e lei è uno dei rappresentanti degni di questa categoria perché lei viene come si può dire, viene proprio dal lavoro. Cosa mi racconta? Sì, hai detto bene, ho un impegno non così facile nei prossimi anni, è una vita da quando lavoro che sono all'interno dell'organizzazione, però ho seguito compiti più sindacali fino ad oggi e per la categoria ho preso un posto regionale a livello di categoria fino ad arrivare a una rappresentanza nazionale. Sì, ci siamo anche incontrati, Presidente, una volta che lei rappresentava come rappresentante italiano la categoria in un evento non molto lontano da qui, che c'era l'inaugurazione di una mi aiuti a ricordare quel momento. Noi eravamo presenti come auto storiche e ci siamo incontrati in quel particolare momento. A parte che lei sarà presente in parecchie, avrà testimoniato in parecchie sì, era l'occasione della premiazione dei ragazzi di una scuola professionale e eravamo partecipi del progetto e quindi ero presente appunto in qualità di rappresentante della categoria. Ecco, torniamo nel nostro territorio, però poi torniamo su questo perché è stato uno degli eventi importanti. Tornando al territorio, dicevo che è una responsabilità importante perché la Confartigianato Imprese di Conegliano rappresenta circa 1500 soci ed è il secondo gruppo provinciale dopo Treviso a livello di importanza di rappresentatività appunto come numero di soci. Abbracciamo un po' tutte le categorie e quindi ci troviamo a creare, a seguire, ad impegnarci per la tutela della vita delle imprese che rappresentiamo e naturalmente in questa nostra azione di tutela delle imprese è importante ricordare che siamo partecipi del bene della società civile perché garantiamo posti di lavoro e crescita nel territorio, sia a livello di servizi ma soprattutto anche a livello di produzione e di commercio con estero, che sono quelle segnali positivi che stanno venendo avanti dopo gli anni della crisi, oppure se vogliamo ancora dentro gli anni della crisi, ma con un 2015 che ha avuto degli elementi di discontinuità per quel che riguarda i segni al ribasso. Si sente parlare della fine della crisi, si sente parlare del PIL in crescita, ma vogliamo sperarlo per
tutti coloro che dalla mattina alla sera mettono il loro impegno per far crescere questo famoso PIL, però mi sembra che ancora si sta soffrendo, specialmente a livello artigianale puro, perché poi se c'è qualche eccellenza che porta all'estero il proprio prodotto magari va un po' meglio, ma quelli che lavorano sul territorio forse è un po' più difficile per loro. Sì, guarda Bruno, il nostro osservatorio è un osservatorio privilegiato perché vediamo veramente le categorie che soffrono e le categorie che invece progrediscono. Se noi vogliamo parlare di edilizia sappiamo che il momento è molto difficile e è un continuo regredire negli anni, nonostante a livello appunto di Confartigianato abbiamo messo in piedi delle iniziative volte a migliorare e a far rimanere sul mercato l'edilizia. Ci sono, come dicevo prima, degli elementi di discontinuità per alcune categorie. La metalmeccanica, la lavorazione metalli, lavorazione plastica, la subfornitura, tutte quelle aziende che hanno una relazione con le forniture con l'estero, ecco, hanno dei segnali positivi di produzione. Quindi è vero che se l'aumento del PIL, come dicevi prima, si valuta con uno 0, è una media di quello che è l'andamento delle aziende. Specialmente la sofferenza sta nelle aziende del territorio. Parliamo di sofferenza, poi parleremo anche di cose più positive, perché è chiaro che bisogna andare avanti, bisogna guardare il futuro in maniera positiva e elementi giovani come te possiamo darci del tu, no? Mi permetti, Presidente? Elementi giovani come te sono a garanzia del futuro, garanzia di chi ha conosciuto momenti magari buoni, poi la crisi e poi ha aiutato con il tuo impegno, perché il tuo impegno come Presidente vuol dire voler aiutare il settore. Io sento, almeno il sentore è che le imprese, le piccole imprese qui del territorio artigianali sono abbastanza in crisi, specialmente quelli che hanno quei famosi lavori, anche l'antennista. Ho sentito che anche l'antennista è in crisi. Perché? Perché c'è meno, forse più fai da te, meno richiesta, meno potere d'acquisto e anche sì, sicuramente la liquidità lo sappiamo benissimo che è fondamentale per quel che riguarda i servizi. Per noi è fondamentale che traini la produzione. Noi veniamo dagli anni 70 in cui abbiamo rappresentato come territorio l'eccellenza nella produzione della metalmeccanica, quindi diventa un settore nel quale continuiamo a crederci e quindi le iniziative che anche a livello di categoria sponsorizziamo vanno proprio verso l'agevolazione di queste aziende a fare rete, a relazionarsi con i commerci esteri, perché producendo dei posti di lavoro in questi settori è chiaro poi che ne beneficia anche tutto il mondo dei servizi, dall'antennista ma anche il barbiere, l'estetista, l'idraulico e tutto quel che ruota. Però se c'è una forza lavoro che vive nel nostro territorio ne beneficiamo tutti quanti e tutti cresciamo. E altrimenti, ahimè, i tempi diventano sempre più difficili. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione è sostenuta da un carissimo amico, penso che tu lo conosca, certo. Alberto di Cadelpoggio, e è lì dove il Prosecco incontra il mare. A me fa veramente gioia questo, perché è anche Alberto è una delle eccellenze del territorio, perché è riuscito in questi anni di sacrifici, perché io li conosco la famiglia, a realizzare un resort, un ristorante e poi un resort che è accoglienza per il turismo sul territorio. E perciò noi andremo lì magari a farci un brindisi poi nel pomeriggio per festeggiare questa tua crescita nell'artigianato. Sicuramente. Finita così la prima parte, che è stata un po' un'introduzione, vogliamo parlare della tua squadra. Parliamo prima del presidente uscente, perché io ritengo che
sia molto importante che un passaggio di consegne come quello che è stato fra di voi, in questo passaggio sia ricordato anche il presidente uscente, perché per 15 anni penso abbia lavorato sodo insieme a te, insieme ad altri. Sicuramente ho avuto modo di conoscerlo bene, in particolare negli ultimi 5 anni facevo parte della sua giunta. È un presidente che ha tenuto la barra dritta dell'associazione in maniera ben salda, se pensiamo dal 2008 cosa è successo, e quindi ha avuto il merito ma anche l'onere di sostenere questo periodo difficile. È stato un gran lavoratore, perché in questi anni abbiamo aumentato anche la sede, abbiamo acquistato gli uffici periferici, quindi nonostante i tempi difficili c'è stato un progredire, un miglioramento della situazione dell'associazione, quindi merito onore sicuramente a Sergio De a Stefano, Sergio, certo. anche per essere riuscito a creare in questi anni un gruppo giovane. Abbiamo l'età media del consiglio direttivo che è il più basso di tutta la provincia, un gruppo giovane che sicuramente ci darà una mano a sostenere, a far progredire l'associazione e quindi di conseguenza le imprese nei prossimi anni. Raccontami la squadra allora. Beh, nella squadra ci sono io naturalmente, Loris Bagliana è vicepresidente vicario, Rosella Daros che si occupa di mezzi agricoli, produzione mezzi agricoli, è l'altro vicepresidente, Sergio Possamai che si occupa di lavorazioni inox, Dino Granzotto che si occupa di automazioni, Giancarlo Mion che si occupa del settore edile e Fabio Del Cin che è un altro ragazzo della squadra che appunto lavora nel mondo edile. E voi avete Paolo, scusami, stavo dimenticando il più giovane, proprio perché è il più giovane, è il nuovo arrivato, Paolo Simoni, che invece viene dal quartiere del Piave, dal Solighese, e si occupa anche lui di metalmeccanica. Vedevo prima che ci sono delle scusa, sedi perdonami, distaccate. sai, ma sono un po'... Beh, ma non è facile ricordarseli tutti, siccome anche una new entry è Enrico Cristofoli, che è un coneglianese, anche lui si occupa... grande, lo conosco, sai. Ecco, e si occupa dei radiatori, no? Sì, è una bella azienda, è una persona molto attiva, con idee. Lavoratori instancabili. Sì, ci sta dando una mano veramente. E il territorio, ho visto che avete delle sedi distaccate sul territorio. Abbiamo la sede centrale a Quanti Conegliano. comuni, scusami? Quanti comuni 17 comuni rappresentiamo. Praticamente il mandamento di Conegliano. Ecco. Il mandamento di Conegliano, il quartiere del Piave, e ci avviciniamo al confine fino ad Orsago. E avete delle sedi distaccate? Abbiamo delle sedi, dei distaccamenti che sono uno a Ponte della Priula, uno a Pieve di Soligo, Gaierine e Godega di Sant'Urbano. Questo è per agevolare appunto... Questo è per essere più vicini, per dare il servizio immediato alle aziende che vivono nei 17 comuni. Ecco, io non lo so se farti una domanda che va indietro nel tempo, ma tu quanti anni è che sei lì? Beh, io praticamente da quando ho cominciato la mia attività, prima in punta dei piedi, poi come ti dicevo prima con le categorie, seguendo il sindacale, per cui insomma dagli anni 90 in poi, quindi sono 25 anni. Quanti anni ha la nostra associazione? La nostra associazione sì, ha compiuto il 60esimo 5 anni fa, quindi ha circa 65 anni, e in quell'occasione nella festa abbiamo fatto anche un service restaurando l'affresco della sala consigliare del comune di Conegliano. Bravo, me lo ricordo, è un intervento sull'arte e cultura che non va dimenticata di questi tempi, perché sì, è vero, bisogna intervenire
sul sociale, perché ci sono molte famiglie che soffrono proprio dovuta a questa grande crisi, a questa mancanza di lavoro, a quello che abbiamo detto, però non bisogna dimenticare la cultura, perché l'arte e la cultura comunque fanno parte del passato, del presente, ma anche del futuro della nostra società. Sì, noi ci crediamo in primis perché è una cosa che resta e quindi consegniamo ai posteri, ma fa parte anche dell'economia locale perché in tutto questo progetto di turistico, enogastronomico, agroturismo, queste cose hanno un loro valore, quindi Conegliano può beneficiare anche delle sue bellezze artistiche che sono motivo di richiamo per turisti. Bene, voi nella vostra organizzazione, le vostre aziende, ci sono imprese femminili? Beh sì, addirittura ti dirò, c'è anche all'interno dei gruppi sociali dell'associazione il gruppo donne, quindi che ha una sua attività così che si contraddistingue proprio per l'imprenditorialità femminile e che ha delle iniziative molto interessanti, quindi la donna sicuramente ha un ruolo importante all'interno dell'associazione ma soprattutto anche dell'impresa. Di solito dicono che io sono un po' maschilista, però posso garantirti che se mettiamo sul piatto della bilancia quello che fa la donna rispetto a quello che fa l'uomo, dobbiamo dare atto che la donna fa molto di più dell'uomo, perché fa 3 lavori in uno, il lavoro, la casa, la famiglia e la casa da accudire, sicuramente, certo. Allora, in questo caso, un lavoro ancora in più perché l'imprenditrice deve avere la responsabilità della sua azienda e dei suoi dipendenti, perciò diamo ancora più atto alle donne che sono quelle che si impegnano e che hanno un ruolo fondamentale sicuramente. Certo. E il tuo impegno futuro, i tuoi progetti futuri? Cioè, Beh, i progetti parliamo della di vostra squadra, della vostra squadra. sì, indubbiamente. Ma sicuramente fare il nostro mestiere di rappresentanti sindacali, quindi partecipare a quelle battaglie che sono battaglie significative per l'impresa. Faccio un esempio degli ultimi mesi, ci siamo confrontati con Savno per la questione delle imprese, abbiamo dato consulenza per i problemi che ci sono stati per i nostri imprenditori che avevano degli interessi con Veneto Banca o la Popolare di Vicenza. Siamo stati presenti nel sollecitare anche le amministrazioni comunali ad avere un occhio di riguardo per la tassazione delle imprese, quindi questi sono, diciamo, i ruoli classici. Nel Coneglianese io intendo proseguire quello che è stato il lavoro di Sergio De Stefani e soprattutto di prendere e dare corpo a quelle che sono le relazioni con le scuole. Le scuole rappresentano il bacino dei nostri collaboratori, sono il nostro capitale, le nostre risorse e quindi credo fermamente che lì bisogna lavorare per avere e per migliorare così le potenzialità che i nostri futuri collaboratori hanno. Quindi in questo senso ci viene incontro anche la riforma della buona scuola con il sistema duale del lavoro che ci vede partecipi in queste collaborazioni con stage e con la formazione appunto dei ragazzi che frequentano le scuole. Vedi quanto è importante il supporto del nostro amico Alberto Stocco di Ca del Poggio. È importante perché questa non è solo una radio, è una diciamo che è anche televisione. Noi andiamo sul web e portiamo le eccellenze del territorio in tutto il mondo, perché tu sai benissimo che il web oggi si vede in streaming, questa trasmissione si vede oggi in diretta, però si vede poi continuamente in tutto il mondo. Basta digitare sul tablet o sul cellulare Veneto Globe e trovate le repliche di lo streaming di questa trasmissione e va a finire magari
pian pianino all'orecchio di qualche americano, all'orecchio di qualche inglese, all'orecchio di qualche australiano, che vedendo le nostre eccellenze, come quella di Alberto, vengono a trovarci e magari si fanno fare anche dei lavori dei nostri artigiani. Alberto, vedendo il successo del locale di Alberto, sicuramente questa iniziativa avrà portato un contributo. Insomma. Presidente, il tempo passa velocemente, abbiamo ancora una decina di minuti, però passeranno molto in fretta anche questi. Ecco, io volevo un po' entrare nella sfera privata tua, se mi permetti. Tu hai avuto un grande insegnamento dalla tua famiglia. Tuo papà non c'è più, ma è stato un grande artigiano nel settore che tu segui tuttora. Tua madre invece è ancora presente, è una che non si stanca mai di aiutare gli altri, perché da quello che so io è sempre pronta a dare una mano agli altri. Questo darsi agli altri, perché anche quello che stai facendo tu come presidente vuol dire darsi agli altri, perché il lavoro che fai è gratuito e io lo so perché ho fatto il presidente dell'Ascom per diversi anni e in modo gratuito ci si occupa dei nostri associati. La tua famiglia, vuoi ricordare un attimo tuo padre, perché io l'ho conosciuto e è stata una persona straordinaria. Insomma, papà non c'è più e noi ne abbiamo sofferto, noi siamo in 4 fratelli, e tra l'altro Loretta, Elena ed Alessandro. Tra l'altro viviamo tutti di una società, di 2 società nelle quali lavoriamo assieme e ecco, il primo insegnamento che ci ha dato il papà è stato proprio quello di collaborare. Grazie a questo insegnamento oggi siamo sul mercato e conduciamo insomma delle attività dando del lavoro a circa una decina di persone, dei collaboratori, e il papà appunto una delle cose che ci ha insegnato è appunto quella che se vogliamo andare avanti bisogna naturalmente andare d'accordo, ma bisogna anche saper negoziare le cose, quindi sappiamo che la vita, la gestione delle aziende a volte può essere difficile anche tra fratelli, però noi siamo riusciti a trovare quell'equilibrio, quell'armonia che ci fa far funzionare le aziende discretamente, insomma, ecco, siamo contenti di questo. Lo so che poi mi sgriderai perché sono entrato nella sfera personale della tua famiglia, però ricordare una famiglia che sul territorio ha sudato 7 camicie per creare così benessere un po' per tutti e essendo che tu sei arrivato a un livello importante, tu insisti nel sindacato per aiutare le aziende, ma tu ti alzi presto al mattino e vai a letto molto tardi alla sera, perché non sei il classico presidente col cravattino che si alza al mattino alle 10, fa un giro in associazione e poi se ne va. Fai il tuo lavoro, vai in associazione, ne fai un altro e alla sera fai magari rappresentanza. Sì, intanto volevo dire che sì, le aziende stanno funzionando, ma grazie anche ai nostri collaboratori e quindi un grazie anche a loro per tutti questi anni che ci hanno dedicato. Dopodiché l'attività che adesso stiamo intraprendendo in associazione è un'attività che impegna in primis perché appena arrivato ho avuto dei colloqui con molti imprenditori per raccogliere le loro difficoltà e per vedere cosa possiamo fare assieme, cosa l'associazione può fare per aiutare le aziende. In questa attività di rappresentanza naturalmente del mandamento di Conegliano, però abbiamo un'attività anche a livello provinciale e quindi ci incontriamo anche a livello provinciale per portare avanti le istanze e le problematiche delle imprese. Non voglio parlare oltre della mia famiglia, ecco, solamente un appunto alla mamma, una nota alla mamma, sì, è veramente il fulcro della famiglia perché ci tiene un po' uniti
è quella che tiene uniti tutti i nipoti e veramente non posso immaginare la vita delle nostre famiglie senza la mamma. Fortunatamente gode di buona salute, viaggia in macchina, fa i suoi viaggi, va a giocare a burraco e siamo veramente contenti di come sta funzionando. La gioia dei nipoti. Esatto. E, come associazione, dicevo, il nostro compito è quello di aiutare le aziende, creare tutte quelle condizioni affinché le aziende possano nel tempo progredire, sopravvivere nei momenti difficili e progredire quando le cose vanno un po' meglio. Le nostre attenzioni si stanno rivolgendo anche non solo ad aspetti di tutela sindacale e quindi a presidiare le normative, a presidiare le situazioni di difficoltà e a correggerle ove ce ne fosse bisogno, ma si sta evolvendo anche verso la creazione di opportunità di business, quindi riuscire a mettere in rete le aziende, creare delle opportunità di business che unendo le forze di queste aziende riescano a far progredire singolarmente ogni azienda. Abbiamo dei buoni esempi in provincia rivolti alle varie categorie, dagli edili agli impiantisti, alla subfornitura. Al vino, mi dicevi? Sì, anche tutto il progetto dell'agroturismo, sì, perché anche chi manipola, che fa una lavorazione sul vino ha una parte di artigianalità. L'artigiano, come dicevi prima anche tu, è quello che lavora con la mente, il cuore e le mani. Tu hai dimenticato un tuo impegno, hai mai parlato a livello provinciale? Ma mi sembra anche a livello nazionale il tuo impegno, anche come presidente. Beh, a livello nazionale ho un impegno in qualità di presidente dell'associazione, sarai chiamato ogni tanto. Sono nella giunta nazionale e ho un incarico che riguarda le normative per le revisioni delle auto, quindi mi confronto con i soggetti che ci sono al Ministero dei Trasporti quando ci sono le nuove normative che escono per le revisioni. Per me no, i miei hobby purtroppo ne soffrono. Cerco di dedicare tutto il mio tempo alla famiglia quando posso, visto che finché i ragazzi insomma, sono ancora in età adolescenziale. Allora, noi potremmo essere come Veneto Globo un buon socio vostro come artigiani, perché siamo artigiani della comunicazione, no? E poi noi abbiamo anche la collaborazione, come ce l'hai tu, di Loris Bagliano, certo. È lui che ogni tanto ci dà qualche dritta, perché nella comunicazione penso sia una delle migliori pedine, una delle migliori eccellenze qui di Conegliano. Beh, direi proprio di sì, come ti dicevo, sarebbe bello creare una sinergia nella quale promuovere anche queste iniziative che facciamo, perché è vero che vanno a migliorare la condizione dell'impresa, ma sono anche rivolte all'utenza. Se parliamo dei servizi, e quindi parliamo del locale, non del globale, se parliamo del locale, ci sono delle iniziative che stiamo facendo, tipo efficienza chilometri zero per la sostituzione delle caldaie di casa, la rete low cost per l'edilizia, iniziative che vanno verso un buon servizio per l'utente e naturalmente un miglioramento di quelle che sono le condizioni dell'azienda, che porta anche dei posti di lavoro e quindi fa crescere tutto il territorio. Bene, allora noi potremmo essere un buon socio vostro. Direi di sì. Grazie Presidente. Senti, ne parliamo. Il tempo passa molto velocemente, siamo arrivati alla fine e certamente abbiamo parlato molto poco di quello che, pur avendo spaziato a 360 gradi, no, su quello che è il tuo impegno in associazione, speriamo di non aver dimenticato nessuno. Non posso farti parlare di tutti. Visto che hai tirato in ballo, non posso non fare nome di chi ha diretto l'associazione in questi ultimi 20 anni,
25 anni, che è il direttore dell'associazione, il dottor Oscar Soldà, al quale bisogna dare il merito di quello che oggi è l'associazizione Confartigianato Imprese di Conegliano, però che è una delle eccellenze della provincia. Posso dirti una cosa, spero che mi stia ascoltando, che è un po' scarso a scopa, Ah, te la dovrei vedere con lui allora. La dovrò vedere con lui. Grande uomo, lo conosco da tanto tempo. Un ultimo pensiero sulla Rossella d'Arros, visto che abbiamo la Rossella molto veloce perché siamo in chiusura. È la nostra testa d'ariete. Di solito la donna magari può essere un po' più misurata oppure meno interventista. Lei invece è una donna interventista, quando c'è qualcosa da dire va giù dritta e insomma è una vera forza per la nostra giunta. Non riuscirei ad immaginare la nostra presidenza senza la Rossella, allora, anche perché è una donna di buona esperienza e non solo a livello locale ma a livello internazionale. Allora, tornando su a Ca' Poggio, in quel dove il Prosecco incontra il mare, io ti ringrazio per questo intervento. Grazie Presidente, a te. Spero che tu mi dedichi ancora qualche intervista, perché parlare con te della tua associazione e delle eccellenze del territorio per me è una cosa importante, per me e per Alberto di Ca' Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Grazie, ciao, grazie, a presto. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.